No, 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 no. It's just me and my dreams. It ain't much, but it is still see. To do nothing else. You ain't good for nothing, baby. It's like you got no heart. Cold as ice, and nothing can make you melt. No, 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 baby. But hold on 1 minute, baby. You must be blind. You must be dumb. You must be tripping. You must be crazy to think that I'ma let you off that easy. I know you're mad, can't take no more. Yeah, that ain't yours. That ain't yours. Have a fit, slam the door, leave a mess on the floor that belongs to me. Those closed castles ring.
soltanto ancora pochi minuti di attenzione prima di una breve pausa. Credo sia doveroso da parte mia un sentito grazie alla nostra ospite d'eccezione Lisa Turrini, Miss Universo Italia 2011. Ho avuto il piacere di conoscerti prima, ma ripeto quanto detto nel corso della nostra intervista. Quando la donna non è soltanto bellezza e seduzione, quando al fascino si chiede di essere carattere, determinazione, impegno, costanza, nasce Elisa Turrini, tutta la solarità italiana che si completa però in un seducente stile da passerella e in un innato talento. In bocca al lupo a te che incarni tutti i caratteri di quella bellezza internazionale che può sfidare le meraviglie del mondo intero. Elisa Turrini. Ed ora al mio fianco non poteva mancare lui, è stato un po' la colonna portante di Miss Universo Italia 2012 per Dog Style, Mauro Beccaro. Ciao Mauro, non ti dico benvenuto perché sei qui dall'alto. Parliamo con te Mauro di Dog Style, ovvero il portale della moda che accomuna professionisti non solo dell'universo moda ma anche di spettacolo, di arte, di cultura, affinché in campo quotidianamente scenda una squadra di eccellenza. Un portale che anche vetrina di persone e di aziende che attraverso l'efficacia del Working Network sanno creare sinergie valide e soprattutto stabili. Una scelta destinata al successo intramontabile, insomma quella del fashion designer Mauro Beccaro che da anni lavora nel mondo della moda al fianco di una affermata stilista come Rosy Gabbo. Quale insomma il segreto del tuo successo? Successo adesso, parolone. Stiamo iniziando, stiamo provando il nostro successo, però vedo questa bella squadra, queste belle persone, il nostro gruppo, il lunedì sera che è una giornata un po', no? E vedere tutte queste persone che con noi, questi fotografi, che bella energia, wow, questo è Doc, riunire una squadra vincente, ecco, ci siamo. Questo è un inizio per il nostro futuro, grazie ancora. Mauro, parliamo di alta moda ma soprattutto di Made in Italy. In mesi, in anni così difficili per la nostra società, il Made in Italy quale prospettiva ha nel futuro prossimo? Ovviamente siamo nati appunto per questo. Racconto un po' la storia di Doc che forse loro non conoscono, forse Doc è nata proprio alla Camera Nazionale della Moda, lavorando io come presidente provvedibile della Camera Nazionale della Moda di Milano. È nato con un momento, una serata, eravamo fuori con Elettromi, sono i miei amici, come sta andando il mercato, insomma, cosa facciamo per tutelare un po' il nostro Made in Italy, il nostro sistema italiano di moda? Però cerchiamo di unirci e fare una squadra d'eccellenza, quindi ai contenitori abbiamo cercato di riunire con base Padova, Milano, New York e Mosca, più strutture, dalla modella in primis, ma che va a finire dallo stilista, dalla maison, dalla casa di moda, dal laboratorio, tutta la struttura la filiera che serve nel mondo moda, l'eccellenza, il top, lavorando tra noi, cercando di crescere professionalmente noi e cercando di tutelarci. Tutto questo è stata un'operazione nata un anno e mezzo fa, ci piace molto, è il nostro mondo, siamo nati nell'ambito della moda. Ringrazio tantissimo Villa Italia, Stefano, Dalla Libera, tutti quanti, i nostri giurati. Insomma, questo mi porta sempre a creare, essere ricercatore, guidare un po' il nostro stimolo a moda per cercare sempre di essere innovativi. Quindi non è semplice, è un mondo difficile, ma cerchiamo di dare il meglio. Grazie. Scoprirsi uomini nuovi, insomma, ogni giorno. Un'ultima domanda. Io ho letto un giornale risalente da alcuni anni fa. Non so se mi spiegate che il microfono non funziona bene, ditemi, mi giro di qua o di là, di qua forse. Migliaia di modelle a Padova per imparare la dieta che non uccide. L'alta moda dichiara guerra all'anoressia. Quando la bellezza deve essere benessere e salute, scende in campo Mauro Beccaro. Io personalmente, i nostri professionisti dopo, naturalmente abbiamo dato una struttura, anche per ragione italiana, abbiamo creato la nostra nutrizione veneta, più che la nutrizione campana, lombarda, cercando anche di
sviluppare i nostri prodotti, no, di ogni regione, dando dal nutrizionista abbinato al nostro personal trainer, che ne abbiamo qui anche uno, il nostro doc, dalle nostre creme, comunque creme su misura, da Labo, più che nice, le nostre euderme, anche qui di Padova, abbiamo qui Galileo Alessandro. Abbiamo creato questa struttura, quindi abbinato la schedina nutrizione, schedina personal trainer, schedina creme su misure. Abbiamo dei risultati su 3-4 mesi molto importanti, addirittura abbiamo dalle mamme, ci mandano i fiori, le lettere, perché cambiamo realmente il modo di vivere di una ragazza, ma non è tanto per la sfilata, per tutta la sua vita, quindi abbiniamo il portamento, il bon ton, tutte queste cose che vedo che ha molto risultato e ci piace. Grazie a voi. Ti saluto Mauro proponendo a te la medesima riflessione che abbiamo fatto con tuo fratello Francesco poco fa. Io gli ho citato una frase di Nietzsche che a me piace tantissimo, perché Nietzsche dice: la nobiltà della bellezza non sta nell'impatto immediato, in ciò che si vede e lascia senza fiato. La vera bellezza, dice, si insinua lentamente, quasi inebria, senza che l'osservatore se ne accorga. Quando però quella bellezza si allontana, il cuore si colma di nostalgia e gli occhi di lacrime. Ha ragione Nietzsche? Che cos'è la bellezza per Mauro Beltrami? Sicuramente ha ragione, questa versione poetica è stupenda, meravigliosa, però noi abbiamo bisogno di un biglietto da visita, quindi la bellezza è necessaria nel mondo moda, nel nostro beauty. Sicuramente, ripeto, nell'ambito poetico ha ragione, però nell'ambito veritiero necessitiamo di una bellezza come presentazione, poi serve l'intelligenza e tutto quello che va sicuramente dopo, però naturalmente la bellezza è fondamentale nell'ambito della moda. E allora in bocca al lupo alla bellezza che vincerà Miss Universitalia 2012. A più tardi.